Carica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. Buongiorno, buongiorno e ben trovato Federico, ben trovati ai radioascoltatori e telespettatori del canale 252 del Digitale Terrestre. Avete passato una buona Pasqua? Avete, come si dice, fatta una buona festa? E magari avete preparato la crescia di cui vi ho dato la ricetta 15 giorni fa? Chissà, fatemi sapere, fateci sapere. A proposito, oggi parliamo di un argomento molto caldo, cioè il cibo vero al quale si oppone il cibo sintetico. Mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensate. Mandateci quindi un WhatsApp al 346 642 7756 e lo leggeremo in diretta perché per tastare anche il polso e vedere che cosa pensate voi di questo assalto al cibo vero. È di questo infatti che parliamo oggi. Siamo appunto di nuovo qua con una puntata nuova di Una gemma in cucina. La gemma del titolo, vabbè, sono io, ma poi ci sono anche le gemme della cucina, innanzitutto italiana, essendo noi italiani, gemme che noi scopriamo man mano, puntata dopo puntata, facendoci guidare dalle rubriche della trasmissione, il cui filo conduttore è come riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri, oggi più che mai di essere cucinieri italiani. Secondo me questa ricetta prevede 3 ingredienti. Primo, conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Li conosciamo con la gemma della settimana, che stavolta è un complesso, cioè tutto il cibo vero italiano, il cibo non sintetico. Allora, ho pensato di parlarne ancora, anche perché sono incappata in un articolo qualche giorno fa che mi ha fatto molto pensare. Si intitolava "Diffonderemo carne sintetica, l'assurda protesta dei Verdi. Noi animalisti diffonderemo la carne artificiale, anche se vietato. Faremo delle azioni di disobbedienza civile". Questo è l'assurdo proposito che Davide Celli, il consigliere comunale dei Verdi a Bologna e delegato del sindaco di centrosinistra Matteo Lepore ai diritti degli animali, ha espresso nelle scorse ore in consiglio comunale, dice l'articolo. Chiaramente questa è una, ritorsione, diciamo una reazione alla disegno di legge presentato e approvato dal Consiglio dei Ministri per vietare la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Vi ricordate? Ne avevamo parlato, l'abbiamo seguita nei mesi, era una proposta di Coldiretti che il ministro Lollobrigida ha portato avanti e che praticamente il nostro governo ha approvato. Pensate, dice l'articolo che fra i sostenitori di questa proposta c'è anche Matteo Bassetti, ve lo ricordate, il quale qualche tempo fa qualche, giorno fa, appunto relativamente all'approvazione del disegno di legge, ha detto la sua da medico, perché parlano tutti di scienza, però ecco, in questo caso poi ci sono degli scienziati, abbiamo imparato a chiamarli così, insomma, in occasione della pandemia, che in realtà, testimoniano, dicono il contrario di quello che, direbbe lo stereotipo dello scienziato, secondo quelli che sono molto a favore del cibo sintetico. Infatti lui ha detto che la priorità dei laboratori deve essere quella di produrre antibiotici e medicinali e non bistecche. Però, Celli, sembra appunto assolutamente, impermeabile, diciamo, anche alle valutazioni di uno scienziato come Bassetti. Dice: "In tutto il mondo stanno cercando di sperimentare il modo di produrre carne in vitro dentro a dei reattori. Cioè, sentite, ciascuno di noi potrà prodursi la carne sintetica, così come oggi si produce il pane. Lo si potrà fare in casa", ha dichiarato al Resto del Carlino. Dicono che faccia male, ma anche fumare fa male e nessuno fino ad ora si è sognato di vietarlo.
Bere alcol fa male, ma nessuno fino ad ora lo ha vietato. Mangiare cibi troppo salati o troppo dolci fa male, pure lo zucchero e il sale non mancano sulle nostre tavole. Ora esaminiamo tutte queste dichiarazioni. Diffonderemo e produrremo carne sintetica come ai tempi del proibizionismo, quando le distillerie venivano nascoste sotto i pavimenti. Noi produrremo e mangeremo carne in vitro tutti i giorni per combattere questa nuova ondata di repressione alimentare che continua a favorire chi vuole mangiare come un cavernicolo. Vabbè, sono frasi che si commenterebbero da sole, però in realtà noi le commentiamo. Allora, mi ha colpito molto da una parte questo tono, no, bellico, questa dichiarazione quasi di guerra. Noi coltiveremo e mangeremo tutti i giorni la carne sintetica che, insomma al momento è oltre che una pratica illegale, non è nemmeno possibile coltivare la carne sintetica in casa, a meno che appunto questi signori non abbiano il bioreattore portatile. Ora io sono un po' esperta di queste cose, che io sappia al massimo che l'appassionato cuciniere casalingo può avere in casa è l'abbattitore, insomma o la camera di lievitazione domestica, insomma non mi risulta che ci siano ancora i bioreattori per fare la carne sintetica homemade. Ma ci sono ancora delle cose più assurde, cioè la prima è quando il delegato del sindaco dice appunto che non ci sono divieti di fumare o che nessuno osteggia il vino o il sale o lo zucchero. Allora, a parte il fatto che conosciamo tutti i piccoli attacchi o meglio dei disegni, delle idee, no, di normative, europee che poi si, ripercuotono come degli attacchi sui nostri cibi, per esempio adesso la questione del vetro che deve contenere il vino. Non parliamo poi dello zucchero, io la ricordo la sugar tax, come mai non la ricorda appunto questo signore che è anche un delegato del sindaco, quindi ha un ruolo amministrativo, ma soprattutto sono rimasta allibita quando dice che non ci sono divieti di fumare. Allora, a Milano e non solo, è in vigore il piano della qualità dell'aria del 19 novembre del 2020, che vieta di fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree cani, nei cimiteri e negli stadi. Non so se ci rendiamo conto, a meno che non ci sia, ehm una distanza di sicurezza di 10 metri da altre persone. Ora 10 metri a volte sono quelli che ci sono tra una fermata dell'autobus e l'altra, quindi è evidente che non si può fumare. Prima della legge Sirchia in tutta Italia si poteva e come fumare nei locali, ve lo ricordate? Poi solo nelle sale fumatori con ricambio dell'aria, poi molti locali hanno tolto anche quelle. Io ricordo che anche all'IKEA c'era l'area fumatori interna e adesso non c'è più. Ricordo i treni, la carrozza fumatori dell'Eurostar, era la 11 e tutti andavano a fumare lì. Poi dopo l'hanno tolta e sono allo studio, pensate, è allo studio l'estensione di ulteriori misure di divieto su suolo nazionale all'aperto, anche per le sigarette elettroniche, che invece all'inizio si potevano fumare laddove non si potevano fumare le sigarette normali, vi ricordate? Quindi teniamo a mente anche questo quando sentiamo dire che il cibo sintetico vuole solo affiancarsi a quello vero, così piccolino con 2 piedi in una scarpa, una micro percentuale, perché, potrebbe non essere proprio così. Anzi, non è così perché ci sono degli obiettivi finali molto più ambiziosi e soprattutto quello che si sta tentando di fare è la costruzione di un nuovo modello alimentare artificiale, che, è un progetto appunto più ampio che vuole ridisegnare in sostanza tutta l'esistenza alla luce di nuovi concetti, recenti che poi vengono sempre branditi contro chi tiri fuori delle obiezioni anche, sensate, e cioè la sostenibilità e l'emergenza climatica, che sono diciamo i nuovi feticci retorici contemporanei. L'altro aspetto che mi ha colpito molto è questa accusa rivolta al carnivorista e in generale al mangiatore tradizionale di essere praticamente un troglodita. Io l'ho sentito dire anche, qualche sera fa a Maria Teresa Meli in televisione e diceva che chi vuole mangiare ancora la carne vera sarebbe un indietrista, quindi c'è anche questo
questa nuova parola. Noi abbiamo detto più volte, io lo dirò anche stavolta, che nella storia dell'evoluzione umana c'è stato e come un momento nel quale l'uomo ha mangiato gli insetti, cioè all'inizio della sua storia. All'inizio l'uomo è praticamente un crudista, non conosce il fuoco, è semplicemente un raccoglitore di piante, di bacche, chiaramente fa la fame e quindi mangia anche insetti perché qualcosa deve mettere nello stomaco. Per quanto riguarda la carne però, lui mangia solo quella che riesce a trovare nelle carogne degli animali che sono stati già spolpati, no, i pezzi di carne, quelli importanti, sono stati già mangiati da altri animali, perché l'uomo nella scala alimentare dell'inizio della nostra storia è semplicemente cibo per animali molto più grandi di lui, ossia non ha la capacità di combattere e vincere questi animali più grandi. Prima che carnivoro è uno charognard, cioè lui si ciba di quello che riesce per quanto riguarda la carne, di quello che riesce a raccattare nelle carogne lasciate appunto da altri animali. Tutto poi comincia a cambiare quando l'uomo inizia a gestire 2 cose, che sono il fuoco e poi dei rudimentali strumenti di attacco e difesa, verso gli animali più grandi di lui o anche più piccoli, che presumibilmente questi strumenti sono delle pietre affilate da lui stesso che lui inizia a usare un po' come se fossero dei coltelli. È a questo punto che inizia a mangiare carne, a mangiarla anche cotta, cosa che lo aiuta a digerirla prima e che lo pone in maggiore sicurezza mangiando la carne perché rispetto al mangiarla cruda, perché la cottura elimina, come sappiamo, una serie di batteri. Poi capisce che può anche allevare animali e coltivare piante e così da cacciatore e raccoglitore, che era diventato dopo essere stato uno charognard raccoglitore, diventa allevatore e coltivatore. Quindi ciò che accade grazie a tutta questa evoluzione, perché parliamo di centinaia di migliaia di anni, è che il cervello umano dell'uomo aumenta le sue dimensioni più del doppio mangiando la carne e mangiandola cotta. E naturalmente questo uomo gli insetti, come diceva Alberto Sordi in quel famoso film I damo al gatto, non li mangia più. Quindi, nonostante ciò che dicono gli entusiasti della carne sintetica, mangiare carne ci è necessario, c'è stato necessario a diventare gli umani che siamo oggi e soprattutto mangiare insetti non è progressista, o meglio lo è nel senso che i progressisti vogliono che ce li mangiamo, ma non è diciamo un futuro o un futuro spontaneo, è un futuro imposto. Mangiare insetti è stato il nostro passato, se mi consentite, passato più o meno di morti di fame. E adesso andiamo al food art, come sapete è introdotto dalla sigla che è un pezzetto della canzone La pappa col pomodoro che ci dice che la pappa col pomodoro è un capolavoro. Sono tante le occasioni nelle quali il cibo è il protagonista di un capolavoro e quello di questa settimana è un film di produzione taiwanese-statunitense che si intitola Mangiare e bere uomo-donna di Ang Lee. Io ricordo a chi ci sta guardando in diretta Facebook o YouTube che queste piattaforme non permettono la trasmissione di film o canzoni che invece si possono vedere ed ascoltare o dalla trasmissione in diretta sul sito www.radioliberta.net o dall'app RL Radio Libertà oppure sul canale del digitale terrestre della TV appunto 252. Quindi spostatevi di là per gustarvi questa scena molto bella del film Mangiare e bere uomo-donna. Food art.
Okay. Ecco, stiamo vedendo le immagini di Mangiare, bere, uomo donna, questo film molto bello che è stato girato a Taiwan, diretto appunto da Ang Lee, un film del 1994 che fu presentato alla Quinzaine des Réalisateurs al 47° Festival di Cannes, appunto di quell'anno, e fu molto apprezzato dalla critica, infatti venne nominato all'Oscar come miglior film straniero. La trama è molto semplice, il signor Chu è un vedovo ed è uno chef molto famoso. Vive in questa grande casa a Taipei con le sue 3 figlie che sono ancora single. C'è Jia Zhen, l'insegnante di chimica che è convertita al cristianesimo, c'è Jia Qian, la dirigente per una compagnia aerea e c'è Jia Ning, una studentessa che lavora al fast food. E tutta la vita, diciamo, dell'uomo e della sua casa ruota intorno a questa abitudine di una cena importante ogni domenica e poi vabbè le varie vicende appunto dei membri della famiglia, in questa prima scena, che è rimasta praticamente leggendaria nella storia del cinema, noi vediamo i preparativi appunto in cucina. Vediamo che lo chef appunto, Chu, che cosa fa? Prende il volatile per il collo proprio per, appunto ucciderlo e poi cucinarlo. Dopo questa scena diciamo dell'uccisione non c'è, però si vede il volatile in padella, si vedono le rane ancora vive, dopo le si vede che non sono più vive, stanno cuocendo, si vede il pesce che si agita e poi invece si vede il pesce in padella. Si sente il rumore della frittura, si vede la cottura al vapore coi cestini di bambù che sono tipici delle aree orientali. È una sequenza di qualche minuto, è molto bella, a tratti diciamo è cruda, ma forse cruda è eccessiva come parola, è veritiera. Quindi, questo per dire che nella cultura alimentare tradizionale mangiare carne è normale e non si valuta questo comportamento in nessun altro modo, come stanno cercando di fare oggi per inserire, diciamo, nei nostri menù la farina di insetti o la carne finta, la non carne, quindi la la carne truffaldina falsa fatta col bioreattore. Ho voluto mostrare questa scena apposta proprio perché è una ripresa vera, estremamente vera, della cucina vera che usa il cibo vero e non sintetico. E mi domandavo anche, secondo voi che ne pensate? Se questo film fosse stato girato oggi, avrebbe riscosso lo stesso plauso a Venezia? Chi lo sa? Ang Lee comunque è un regista di enorme successo, lo dice anche Wikipedia, ha spesso indagato il rapporto fra la tradizione e l'innovazione. Infatti lui è anche il regista di Ragione e Sentimento, del Banchetto di nozze, della Tigre e il Dragone e poi dei Segreti di Brokeback Mountain, quel western gay, non so se ve lo ricordate, che proprio oggi ha un'epigone perché in questi giorni si parla proprio di Strange Way of Life di Pedro Almodovar, un altro western gay che sarà presentato al Festival di Cannes, che ci sarà dal 16 al 27 maggio e poi si potrà vedere su Mubi, la piattaforma TV. Ecco, parlavamo di tradizione e innovazione. Allora, uno non va più al cinema a vedere film, oppure ci va molto meno, dice: "Lo vedo su Mubi". Ma che cos'è Mubi? Ecco, la piattaforma TV rappresenta è l'innovazione cinematografica della piattaforma cosiddetta on demand, che ha dato una passata di cancellino quasi totale al luogo nel quale prima vedevamo i film, cioè il cinema. Ci sono sempre meno cinema e così accadrà col cibo vero se l'attacco al mercato che il cibo sintetico ha lanciato giungerà a buon fine. Non credeteci quando dicono che vogliono solo affiancare mezza bistecca così di questo tipo al cibo normale, al cibo vero, perché in realtà ci sono anche dei rapporti che parlano di questi, c'è questi progetti, c'è il rapporto Cultivated Meat Out of Lab into the Frying Pan, pensate un po', nella padella, realizzato dalla società di ricerca McKinsey, secondo, il quale la carne artificiale potrebbe creare un mercato da 25 miliardi di dollari entro il 2030. Entro il 2040 il 35% di tutta la carne consumata verrà da cellule staminali e poi ci saranno i sostituti a base vegetale, cioè la finta carne fatta coi legumi
che coprirà una quota di mercato pari al 25%, quindi siamo al 60% del mercato, e la carne da macello coprirebbe il 40% del mercato globale, secondo questi signori. Questo è il progetto, tenetelo a mente. Andiamo adesso con la sigla della biblioteca di cucina. Grazie Federico. La biblioteca di cucina. Ecco, la sigla di questa rubrica è sempre questo pezzettino di canzone che noi ascoltiamo, canzone che Alberto Sordi e Monica Vitti mandò a Hawaii, nel senso di "Ma dove vai?" E io l'ho preso ad ispirazione, ad incipit di una mia domanda, cioè: "Ma dove vai in cucina se una guida non ce l'hai?" Io credo molto nell'utilità dei libri di cucina e, non considero libri di cucina solo i ricettari, perché sono altrettanto importanti i libri di storia della cucina, soprattutto in questo periodo nel quale la cucina italiana è spesso raccontata come originata per lo più in America. Vabbè, sulla verità di lunedì prossimo troverete infatti un mio esame delle varie dichiarazioni fatte sia nelle interviste sia nel suo libro Denominazione di origine inventata da Alberto Grandi, che è lo storico che va dicendo, diciamo, questo, cioè che la cucina italiana in realtà sarebbe più americana che altro. Vabbè, sì, poi ne riparleremo. Intanto una sua affermazione riguarda la pizza. Lui sostiene che la pizza emigri in America insieme agli emigranti, addirittura senza pomodoro, che acquisisca il pomodoro negli Stati Uniti, che torni in Italia con il ritorno per le vacanze oppure il ritorno stabile dall'immigrazione degli immigrati, e che solo a quel punto i napoletani e gli italiani conoscano la pizza e se ne innamorino. Sostiene anche che la prima pizzeria sia stata aperta a New York nel 1911. In realtà la prima pizzeria è stata aperta a New York nel 1905. Ma torniamo a bomba, perché leggere i libri di storia culinaria come quello che vi propongo oggi, che è Pizza, una storia napoletana, Slow Food Editore, e che è ricchissimo di dettagli storici che sinceramente danno una sensazione di studio estremamente più approfondito rispetto agli studi, diciamo, che all'analisi dei fatti, dei dati storici che si rintraccia nelle affermazioni di Grandi, sia scritte nei suoi libri, sia dichiarate appunto ai giornali. Allora, una discrepanza notevolissima con la tesi di Alberto Grandi, per esempio, la ritroviamo in questo libro. Lui data la prima apparizione di una pizzeria sulla terra al 1911, in sede americana e non napoletana, abbiamo detto. Ecco, leggiamo i libri dei debunker, perché così si definisce, così è stato narrato, appunto si percepisce probabilmente così Grandi, però leggiamo anche altri libri perché alla fine possiamo mettere insieme più notizie e tirare la somma da noi. Per esempio, in questo bel libro noi troviamo l'affermazione con tutta una serie di dati, anche c'è tutto il documento che dimostra questa cosa, che la prima volta che si parla di una pizzeria dove si va a cenare, quindi ci si siede, perché fino ad allora le pizzerie erano state semplicemente come dei forni, come i fornai odierni, cioè vado, prendo il mio pezzo di pizza, il mio panino, vado fuori, me lo mangio fuori. Ecco, pensate, si trova in un documento del 1799, quindi siamo quasi, insomma, oltre 100 anni prima di quello che sostiene Grandi al Financial Times anche, quindi io consiglio anche a quelli del Financial Times di leggersi questo bel libro. Ricordiamoci anche che la biblioteca di cucina è appunto la seconda cosa della ricetta, il secondo ingrediente per riscoprire l'orgoglio di essere dei cucinieri, perché noi conosciamo le ricette di cucina e la storia della cucina attraverso la biblioteca di cucina. E poi c'è l'altro ingrediente, il terzo, che è cucinare. Noi lo facciamo con la videoricetta della settimana, che è un viaggio storico, culturale, ma anche procedurale, cioè come si fa una cosa e perché si fa
così in una ricetta della tradizione italiana o straniera, però a volte la sostituiamo con la video intervista della settimana perché a parlare di cucina, di cibo e anche di ricette sia chi li fa. Allora, oggi ci vediamo la video intervista ad Andrea Petrò della Andrini Marmellate di Gottolengo, Brescia, col quale abbiamo parlato di conserve tradizionali interessantissime. Seguite e ascoltate quello che ci racconta Andrea. Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21:30, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Abbiamo intervistato Andrini Marmellate nella persona di Andrea Petrò sulle puntarelle in agrodolce delicato. Si tratta appunto, si chiama questa linea orto in vaso e sono degli esempi molto saporiti anche da giardiniera di conservazione delle verdure che una volta erano disponibili soltanto in estate. Abbiamo parlato quindi con lui delle puntarelle in agrodolce, della giardiniera, della cotognata e della cotognata senapata, che sono praticamente delle mostarde, della crema di marroni solida, una specie di confettura solida, e poi della confettura solida di più frutti. Andrini nasce con le marmellate e poi anche solide, e poi adesso ha ampliato la sua produzione ed è un importante esempio, secondo me, di artigianalità conserviera. Allora, siamo qui con Andrea Petrò, ciao, Ciao. di Andrini Marmellate dal 1937. E Andrea, ci racconti la storia di questa azienda che è stata fondata da tuo bisnonno? Certo, molto volentieri. Allora, l'azienda in verità risale a fine 800, primi 900, quando il mio bisnonno acquista un'azienda che già produceva cotognata da questi due fratelli. Per un periodo di qualche anno ha portato avanti il know-how, il nome che aveva già questa famiglia, questa azienda, e nel 1937 decide poi di fondarlo invece di togliere il nome che aveva e mettere il nome di Andrini Marmellate, e dunque dal 1937 nasce Andrini, ma in verità è un'azienda che risale fino all'800, primi 900. Alla fine dell'Ottocento. Infatti Andrini, mi dicevi, è il cognome di tua mamma. Sì, perché dopo il bisnonno ci sono state mio nonno, e dopo mio nonno ci sono mia madre e le sue sorelle che attualmente gestiscono l'azienda insieme a noi, che siamo la quarta generazione. Siete la quarta generazione. E ascolta, voi siete famosi, magari facciamo vedere anche una confettura, una marmellata. Voi producete marmellate e confetture che sono vendute in tutto il mondo. In Italia, per esempio, si trovano da Italy, sono di estrema qualità. Vedo che per esempio questa di arance appunto organica è bio, e vedo che c'è il nome anche in inglese sotto, che significa Sì. che è già pronta per l'esportazione. Però i prodotti di cui io ti voglio chiedere sono questi con cui l'azienda nasce. Sono dei prodotti, chiamiamoli così, un po' antichi, tra virgolette, o comunque molto tradizionali. Sì, hai detto molto bene, sono dei prodotti antichi, risalgono addirittura alla cotognata. Ho documenti del 500 in cui un farmacista che aveva ideato questa ricetta contro le gastriti
le portava al Doge di Venezia. Tramandata poi di generazione in generazione, è arrivata alla mia famiglia e ancora oggi seguiamo la medesima ricetta con una cottura in bacinella di rame con doppio fondo a vapore. Addirittura non abbiamo nemmeno voluto cambiare l'imballo esterno, perché ancora oggi si trova nella classica scatolina di sfogliato di legno tonda, come era ai primi del Novecento. Facciamola vedere. Allora, questa è la cotognata classica, la scatolina che dicevi tu, Sì. tonda. E poi c'è anche una cotognata senapata. Sì. Ecco qua. Allora, per noi che siamo ignoranti, ci spieghi, allora, la cotognata e la cotognata senapata sono un must, mi dicevi, del Natale nell'area. Sì, nell'area di Brescia questa confettura, perché la cotognata è una confettura fatta a base di miele cotogne, è rappresentativa della tavola di Natale di Brescia. Infatti vede la sua maggiore espressione di utilizzo proprio nel periodo autunno-invernale. Noi come azienda nasciamo in un punto quasi equidistante dalle tre province che sono Brescia, Mantova e Cremona, e abbiamo preso questa tradizione della mostarda che è più tipica cremonese o mantovana. Questa cotognata senapata può essere identificata come la mostarda di Brescia, e a Natale, quando si mangiano lessi, bolliti o formaggi, anche è buona abitudine abbinarla. E invece la cotognata pura si può mangiare anche come piccola fettina, diciamo, di dolce alla fine del pasto. Sì, nasce proprio come conclusione del pasto, addirittura ha anche delle proprietà, essendo un prodotto basico, toglie l'acidità di stomaco e aiuta anche un po' la digestione, dunque può essere una conclusione di un pasto. Ok, poi un altro prodotto, noi siamo sul solido, questa è una cosa che mi ha colpito anche perché adesso c'è un po' il ritorno, non so se ci hai fatto caso, lo shampoo solido, il sapone solido, Sì. che sarebbero, diciamo, dei prodotti solidi che servono a risparmiare sia in termini di packaging e sia in termini di produzione anche di uso dell'acqua. Io vabbè ho delle riserve su queste cose, però questo non è l'argomento. In realtà il solido è comunque anche questo è una metodica di produzione che appartiene più al passato che alla contemporaneità, quindi la si recupera anche in quel senso. Invece voi da sempre producete questi prodotti solidi. Oltre alla cotognata c'è la crema di marroni solida, Sì. facciamo vedere, bellissima. La crema di marroni solida è un prodotto unico nel suo genere, siamo da non confondere con il castagnaccio che è fatto con farina di castagna e acqua. È un prodotto che viene fatto con delle castagne fresche, della vaniglia, dello zucchero, e esiste solo 2 mesi all'anno quando ci sono le castagne, quando la natura dà le castagne. Il fatto del solido, volevo sottolineare e riagganciarmi a quello che avevi detto, è molto importante perché questi prodotti sono stati ideati e fatti quando non esistevano i frigoriferi. Dunque sono stati creati e inventati dall'uomo per poter essere conservati nel tempo anche senza l'ausilio di un refrigerante o di un conservante, dunque sono molto naturali. Quindi qui il solido nasce per rimuovere l'acqua, rimuovendo l'acqua questi prodotti erano destinati a durare di più, perché uno dei problemi della conservazione è proprio che l'acqua, oltre a creare umidità, diciamo che crea un ambiente più di maggiore proliferazione, più facile proliferazione per i batteri. Se quindi togliamo l'acqua, una piccola parte di questo rischio non c'è più e aumenta in proporzione il contenuto di zucchero, che invece è un conservante. Che è un conservante. Quindi questa crema di marroni praticamente sarebbe una confettura di marroni molto ristretta. È una crema di marroni, sì, solida, è un metodo di lavoro che è un piccolo segreto della nostra famiglia, anche questo tramandato, e ha bisogno di molta cura, a differenza delle altre, della cotognata,
e delle altre confetture solide, la crema di marroni è un prodotto estremamente delicato, dunque ha bisogno di un po' più di attenzioni. Però è come hai detto tu, togliamo l'acqua, aumentiamo un po' lo zucchero, che è un conservante naturale, come è il sale e come è l'essiccatura, che erano i 3 metodi per conservare una volta, o la fumicatura per conservare i prodotti alimentari. Allora Andrea, un altro terzo prodotto di frutta e che voi preparate da sempre è la confettura solida, la confettura di più frutti con le scorze di agrumi. Le facciamo vedere. Certo. Eccola qui. E anche con questa noi facciamo un viaggio nel tempo, perché questa è proprio, io ricordo quando ero piccolina, mi ricordo che vedevo al negozietto di generi alimentari la cotognata che si poteva prendere a fette e anche il cremino. Quindi questi blocchi, oggi l'unico blocco che abbiamo, diciamo, alimentare è la tavoletta di cioccolata, il blocco di cioccolata, ma i dolcetti di quando eravamo piccoli, le merendine di quando eravamo piccoli, ancora di più di quando erano piccoli i nostri genitori, nonni e così via, erano queste, le cose solide. Sì, hai detto bene, questa è una confettura solida di più frutti e rappresenta la merendina di una volta. Ancora oggi viene prodotto un blocco da 5 kg in una cassetta da 5 kg, veramente in piccole quantità perché sono pochissime le botteghe che attualmente lo utilizzano, in cui viene ancora tagliata la fetta per il cliente a seconda del peso più o meno grande. Per di più faccio un piccolo inciso che avere un imballo più grande e ha un impatto ambientale molto inferiore rispetto ad avere gli imballi più piccoli. Capisco che necessità di vita del giorno d'oggi impongono un po' avere confezioni quasi, passami il termine, usa e getta, però una cosa così non può mai essere avere un impatto ambientale basso, mentre avere questi blocchi, la possibilità di farsi tagliare una fetta di un prodotto ha un impatto ambientale molto molto inferiore. Certo, perché ciò che il produttore manda appunto al singolo, al commerciante è un blocco più grande, quindi si parla tanto di spreco zero, di riciclo, di produrre pochi rifiuti, meno possibile, però in realtà poi noi quando andiamo al supermercato vediamo queste micro confezioni che contraddicono un po', diciamo, questi intenti, mentre invece magari anche senza diciamo fare pubblicità su questo, però una confezione da 700 grammi di confettura di più frutti con le scorze di agrumi è senza acqua, quindi è anche, diciamo, ho più calorie, no? Quando Certo. mi mangio una fettina di questa confettura sicuramente ho più calorie, quindi mi sazio di più rispetto a quando mangio un cucchiaio di marmellata normale, confettura normale. Quindi anche questo è un discorso importante. Senti, chi sono i clienti, a proposito di chi compra, chi sono i clienti della tua cotognata, la crema di marroni solida e la confettura solida? Allora, diciamo che è un prodotto che rimane parecchio in Lombardia per l'80% della produzione, vuol dire Mantova, Cremona, Brescia, Bergamo, Milano. Dopo la mandiamo in tutto il mondo perché abbiamo un importatore a Sydney, l'abbiamo in Inghilterra, l'abbiamo in Giappone, però sono piccoli. Il grosso del consumo viene fatto qui in Nord Italia e si può trovare principalmente in negozi specializzati, in botteghe, ma anche da Italy, nella catena di Italy potete trovare i nostri prodotti, sia le confetture e anche le nostre mostarde e la nostra cotognata. Quindi negozi, diciamo, sia di delicatessen, sia magari il negozio di normali generi alimentari, però che ha qualcosa di più particolare, e anche chef, suppongo. Chef ne abbiamo parecchi, facciamo una linea poi su alcuni prodotti dedicata dove l'imballo incide meno per dargli una possibilità di utilizzo più semplice, ma vengono utilizzati soprattutto negli ultimi anni. La mostarda
è tornata molto in auge, perché proprio gli chef hanno ricominciato ad utilizzarla, a servirla, a proporla, e negli ultimi anni sono diventate delle star gli chef, dunque quello che loro propongono poi diventa moda. Sì, anche se io ho l'impressione che c'è stata tutta una parte di persone che al di là delle mode ha continuato nel tempo a mangiare anche la cotognata, ora appunto la crema di marroni, per esempio, anche se non erano state ancora riscoperte dagli chef, perché Sì. c'è una parte della popolazione degli italiani molto affezionata a questi prodotti. E infatti adesso arriviamo a un altro prodotto particolarissimo, cioè la giardiniera. Sì. Allora, facciamo vedere la nostra giardiniera. Vedo che il nome è proprio l'orto invaso, che è poi il senso della giardiniera è proprio quello di invasare quello che dell'orto all'estate, alla fine dell'estate non si è riuscito a consumare, per farne scorta per l'inverno. La giardiniera tradizionalmente nasce per questo motivo. Allora, la prima cosa che ti voglio chiedere è quanto costa questa confezione da 700 grammi? Da 550 Da questo. 550? Siamo intorno ai 9 euro, 8 euro, 9 euro circa. Che è un prezzo molto più basso, dobbiamo dire che ci sono altre giardiniere in giro, però io sono sempre rimasta colpita dal fatto che si tratta di un prodotto semplice, ma l'ho visto, diciamo, che è stato accompagnato a dei prezzi un po' troppo complicati, nel senso di eccessivi. Quindi invece mi apprezzo di Andrini anche che il prezzo proposto è un prezzo, diciamo, accessibile a tutti, che ripropone la giardiniera come contorno popolare, non come contorno per ricchi. Sì, per di più la giardiniera è proprio un prodotto povero, perché le materie prime che lo compongono non sono materie prime pregiate e costose. Attualmente c'è una cosa che una volta era poco costosa, che era la manodopera. Oggi invece la manodopera è molto costosa. La giardiniera vuole per tutta la sua produzione un apporto di manualità, dal lavaggio al taglio. Noi facciamo il taglio a coltello manuale di tutti i prodotti, di tutte le verdure, essere messa con il suo liquido di governo per 8 ore e poi tutta reinvasata. Dunque ha parecchia manualità. Non ci piace tendenzialmente approfittare delle mode per ricaricare troppo il prezzo. Vogliamo tenere un prezzo abbordabile a tutti, pur mantenendo un'alta qualità del prodotto. Sì, perché il punto è questo, che si può avere un prodotto di qualità anche senza farlo pagare, diciamo, senza accendere un mutuo per acquistarlo. Quindi la scommessa è proprio questa. Allora, noi qui che cosa abbiamo? Perché la composizione della giardiniera può essere, diciamo, è libera, non è che c'è proprio un disciplinare della giardiniera che io sappia. Però qui abbiamo cavolfiore, peperone, cipolla, carote, e poi sedano, e poi abbiamo finocchio, olio, anche il finocchio, poi c'è dell'olio di semi di girasole, dell'aceto di mele, perché noi preferiamo utilizzare l'aceto di mele per far restare più morbida al gusto, al palato, togliere un po' dell'acidità dell'aceto di vino. E poi c'è una piccola quantità di zucchero, una piccola quantità di sale, che vengono bilanciate a seconda del prodotto. Infatti vedo che anche la descrizione dice delicatamente agrodolce, perché alcuni scambiano la giardiniera con quei preparati per insalate di riso, anche sottaceto, che si trovano al supermercato, ma in realtà non sono per niente la stessa cosa, anche banalmente perché quella è una conserva acida, sottaceto punto. Invece la giardiniera deve essere leggermente agrodolce. Sì, la giardiniera deve essere amabile, deve rimanere croccante al palato quando la si mangia. Anche lì la quantità di acidità e di aceto all'interno varia dalle regioni italiane, come variano gli ingredienti che la compongono, perché c'è chi ci mette la zucchina, chi il fagiolino, chi
Se vai verso il Trentino Alto Adige, là sono molto più acetose le giardiniere, ma perché piacciono così. Noi siamo lì al confine tra Brescia, Mantova e Cremona, e la giardiniera è fatta in questo modo. Perché voi avete vari gusti agrodolci, cioè l'agrodolce non è un tabù per voi, per molti lo è, diciamo in Italia, o dolce o agro, non insieme, invece per voi un salato, invece per voi no. E un altro, qual è l'accompagnamento, diciamo, dacci un consiglio da produttore, cioè io mi apro un barattolo di giardiniera e me lo mangio vicino a che cosa, come? Allora, anche lì, vicino a un formaggio più o meno stagionato, vicino a dei salumi, a un buon crudo, a una buona fetta di salame, vicino a una carne, che sia una carne ai ferri, immagini una tagliata, ma anche vicino a una carne a lesso. È un accompagnamento molto versatile, proprio perché non ha una componente acida molto forte, si accompagna benissimo, si accosta benissimo un po' a tantissimi piatti. E senti, non serve scaldarla, vero? No, Ti va faccio le mangiata domande così a giuste, temperatura non sono- ambiente. Ok, perfetto. E un altro prodotto vostro nuovo, perché, ecco, non l'abbiamo detto, la giardiniera voi la producete da un po' di tempo. Ma non da tanto, noi questo è il secondo anno che abbiamo iniziato a produrre la giardiniera, ci sono stati 6-7 mesi di sperimentazioni per arrivare al punto di poter uscire con una certa qualità. I nostri prodotti devono essere buoni, se no non escono. E dunque la giardiniera è un paio d'anni e ci sta dando parecchie soddisfazioni. E un altro prodotto, un'altra conserva che è recente, anche questa mi pare di aver Sì? capito, è, anche qui siamo nella linea dell'orto invaso, che sono quelle che noi romani chiamiamo puntarelle, cioè le cime di cicoria, anche queste in conserva delicatamente agrodolce. Parlami di questa conserva molto originale. Sì, allora questa giardiniera è un'idea che ha avuto mio fratello. Eravamo in produzione con la giardiniera tradizionale, gli è venuta l'idea di provare a fare le puntarelle sott'olio. In questo caso utilizziamo un olio extravergine d'oliva perché la puntarella lo supporta, a differenza della giardiniera tradizionale. Abbiamo provato, abbiamo preso la cicoria cimata che viene poi spogliata e si trovano all'interno queste puntarelle, vengono pulite, tagliate, sbianchettate e poi le mettiamo in questo liquido di governo fatto da olio extravergine d'oliva, aceto di mele, e devo dire ha sorpreso anche noi perché sono particolarmente buoni. Le facciamo solamente in febbraio e marzo quando la puntarella è accessibile come costo e la natura lo dà, e poi quando è finita, si tiene la voglia fino all'anno dopo. D'altronde anche questo è mangiare come si mangiava in passato, cioè secondo la stagionalità non si riusciva a forzare più di tanto la stagionalità come si fa oggi, magari anche coltivando insieme. Senti, perché hai detto che la cicoria supporta l'olio extravergine e invece la giardiniera un po' meno? Spiegaci, siamo curiosi. Sì, se voi provate a fare la giardiniera in casa, se doveste utilizzare dell'olio extravergine d'oliva è piuttosto pesante e poi diventa anche amarognolo con la giardiniera tradizionale, poi perché il cavolfiore ha un sapore ben definito, morbido, poi la carota che è dolce, poi ci sono degli equilibri da rispettare. La puntarella che ha questo retrogusto amarognolo ha la capacità di non assorbire troppo l'olio, non ha un'osmosi molto intensa proprio perché è bella rigida, riesce a tenere l'olio extravergine d'oliva senza trasformarlo in note negative quando poi lo si va a mangiare. Quindi tu che consigli se uno volesse farla a casa, perché nascono queste come conserve casalinghe, magari la giardiniera usare dell'olio di oliva che è un pochino meno carico di sapore, o direttamente dell'olio di semi di girasole, perché adesso comunque si è affermato un po' lo stereotipo
olio Evo come unico olio dignitoso al mondo, quando invece non è esattamente così, nel senso che altri oli si prestano bene a altri usi. Sì, se facciamo nella cucina italiana, è vero che negli ultimi anni hanno portato all'estremo l'olio Evo, ma tantissime ricette vengono ancora attualmente fatte con oli diversi, vuoi che sia l'olio di mais, vuoi che sia di semi di girasole. In questo caso, nella giardiniera tradizionale, olio di semi di girasole, se uno vuole farla a casa e non sbaglia mai. Se vuole provare a fare qualcosa con un olio d'oliva, magari lo tiene un po' più scarico di olio d'oliva e prova a vedere com'è il risultato dopo 40 giorni di riposo. Bene, io ti ringrazio, grazie Andrea e complimenti e continuate così per altri 200 anni almeno. Grazie a te. Eccoci, abbiamo visto questa intervista veramente bella, vedete che bello, io mi emoziono, spero anche voi, io mi emoziono quando intervisto questi produttori che mi raccontano con orgoglio di portare avanti l'azienda di famiglia nata 200, 100 anni fa, io mi emoziono veramente, sono a favore della tradizione, non dico che l'innovazione vada presa appunto a martellate, questo assolutamente no, ma dobbiamo fare in modo che l'innovazione non cancelli la tradizione, quello che in questo momento è la nostra tradizione. Nel frattempo sono arrivati dei WhatsApp durante la puntata e ve li leggo. Con tanti problemi veri non capisco perché in televisione parlano solo di carne sintetica, perché, si vuole creare diciamo una sensibilità, mhmm in questo senso. Un messaggio per gli ultra degli insetti: vi piacciono tanto gli insetti e i vermi? Bon, mangiateveli voi vivi e crudi. Ecco, qui siamo al crudismo degli insetti, la proposta del crudismo degli insetti. Fanno tanto gli animalisti, ma l'insetto che dovremmo mangiare al posto della carne è un animale. Che ci sono animali di serie A e di serie B, l'Unione Europea si decida. Anche questo è un argomento, validissimo, cioè non si capisce. Dobbiamo evitare di allevare, gli animali, però alleviamo gli insetti. Insomma, è un grande casino. Io vi ringrazio per questi WhatsApp, cerchiamo appunto di tenere sempre il punto, ecco. E poi vi voglio anche ricordare un appuntamento che c'è lunedì prossimo, c'è, la giornata dell'Emilia Romagna, dedicata, all'Emilia Romagna da Golosaria, che è mhmm questo club, chiamiamolo così, che conosciamo, si svolgerà lunedì all'Hotel Meliá di Milano. Se ci fa vedere, Federico, se ci inquadri appunto ecco lo schermo. Voi conoscete già Golosaria, abbiamo intervistato Paolo Massobrio, sapete che ci sono le giornate di Golosaria Wine and Food. Questo lunedì è dedicata all'Emilia Romagna, ci sono tantissimi produttori di food, cioè di cibo, c'è il Vano Prostrati, il Montanaro con le sue tigelle, i biscotti bizantini, il formaggio di Fossa dell'abbondanza di tutto e di più. E poi ci sono anche i vini. All'Hotel Meliá questo lunedì. Sono queste occasioni, io vi dico sempre andate alle fiere alimentari perché innanzitutto, fate una cosa diversa, ma soprattutto è la possibilità di incontrare la famosa tradizione in carne ed ossa, in proteine, come dire, sali minerali lì di fronte a voi e di vedere non solo il prodotto, ma anche il produttore, conoscere il produttore, anche se non comprate niente, ma andate semplicemente a vedere, è un po' come andare diciamo al museo in un certo senso, è oppure andare in quel territorio, è molto, molto bello. Quindi io vi consiglio di andarci, spero di avervi intrattenuti a dovere in maniera interessante. Comprate antico, comprate tradizionale, andate a cercare la cotognata senapata, e ci vediamo sabato prossimo. Grazie Federico, ciao. Viva il cibo vero. Avete ascoltato Una gemma in cucina.